dovremmo avere anche il neo sindaco di Correggio che si saluta, noi aspettiamo qui sul palco anche per buon divertimento ragazzi, garantiteci come scherza anche quest'oggi, un grande spettacolo, applauso del pubblico. Presidente, approfittiamo la sua presenza che era Malavante originale proprio qui di Budrio, anche quest'anno siete riusciti a mettere insieme un bel palcoscenico. Stavo facendo una bella soddisfazione, vedere partire tanti ragazzi così per una corsa, una tradizione che riusciamo a tenere per il 53esimo anno. I nostri sport sono il gruppo compatto che transita sotto lo striscione di arrivo, 15 tornate alla conclusione, partito spontaneo, l'applauso del pubblico. C'è neanche Filippo? Sì. C'era Filo? 96, dell'Unione Sportiva Monte Corona della Cadeo Carpaneto Vial. A breve saremo precisi su questo bellissimo sprint per il primo traguardo volante. Abbiamo visto le maglie della Cadeo Carpaneto Vial allora abbiamo una nuova situazione, saremo precisi a breve. Ale Gigi. 7 battistrada che sono al cartello dei 100 metri al traguardo, quindi una fuga importante con questi 7 atleti che d'accordo, applauso al passaggio, al quarto passaggio, 11 tornate alla conclusione con 7 atleti al traguardo. Abbiamo già la composizione numerica, quindi a breve gli atleti al comando. I got beat the sponsors. regolare, così. Però non credo che li lasci. Troppo. Uno dei italiani fuori, questo è quello che
passaggio dal traguardo volante e vediamo che si muove un atleta proprio della Cadeo Carpanetto Nial ed è il numero 9 Giulio Branchini della formazione di casa che si aggiudica il secondo traguardo volante di giornata. Ripeto, il numero 9 Giulio Branchini si aggiudica il secondo traguardo volante di giornata, mentre è già partito il nostro cronometro. Staremo a vedere se il gruppo sarà riuscito a recuperare qualcosa nei confronti dei battistrada. Non lo vediamo in questo momento, gruppo che quindi a questo punto è a meno 250 metri dal passaggio e sono già transitati 35 secondi dal passaggio dei 7 battistrada, quindi molto probabilmente continua a salire il vantaggio degli atleti al comando. Adesso però il gruppo guidato dalle maglie della Calderara di Bologna sta nuovamente aumentando l'andatura con il numero 121, vale a dire Federico Lei del team Elite Service di Cesenatico, che ha dato un nuovo impulso. 57 Carra, l'applauso del pubblico per questi grandi protagonisti di giornata e sempre a sempre. Ale Gigi! Gruppo compatto che però adesso sta reagendo il gruppo, è già messo sul lungo rettifilo conclusivo, invade però quasi tutta la sede, questo è sinonimo di velocità non al massimo, abbastanza ridotto. Ci sono ancora le maglie della formazione di Cesenatico della Monte Corona nelle prime posizioni, sono sempre gli atleti però appunto della squadra Cesenatico. 46 secondi. Applauso meritatissimo per questi ragazzi che stanno conducendo a diversi chilometri la gara. Scorgiamo però già il gruppo e il netto recupero ci sono delle scaramucce in testa alla stazione con sempre gli atleti del team Elite Service di Cesenatico a fare l'andatura, stanno alternando con quelli della Calderara della Monte Corona. Sono queste le squadre però in prima posizione con il numero 44. A questo punto ha allungato uno dei due atleti, quello della Monte Corona. Scatta l'applauso del pubblico per questi ragazzi con Matteo Cartelli dell'Unione Monte Corona che si aggiudica il traguardo volante, transita a pochi metri Cristian Ioni dall'Elite Service di Cesenatico, quindi il numero 83 Francesco Salamone si classifica in terza posizione per quanto riguarda il traguardo volante, quindi gli atleti e transita numero 132 Elia Boaretti dell'Unione Ciclistica Casano, che sta cercando di portare via una tappa. Ora se ci 10 unità al comando c'è Bagar, non c'è grandissimo apporto ma la velocità è altissima, c'è un concorrente che sta tentando di allungare nei confronti degli altri. Ed è pronto l'applauso del pubblico al passaggio per questi atleti che stanno comandando la competizione. È il numero 109 Daniel Mazzaro a fare
sveglia Dani! Numero 44, l'atleta della formazione che hanno preso un leggero vantaggio, sono 6-7 atleti che hanno una cinquantina di metri nei confronti del gruppo. Scatta l'applauso del pubblico per questi ragazzi, un grande applauso con il 27 Simone Volterra riuscendo 21 a fare l'andatura. Adesso però si mettono in testa a tirare il gruppo di atleti della Italia Nuova, Porto Panigale, della Sidermec Fratelli Vitali e della formazione bolognese della Calderara FPM Traduzioni. Quindi fatto agli ultimi 250 metri di questa 53esima edizione della medaglia d'oro gruppo sportivo pugliese. Ci fermiamo qua, siamo subito dopo l'arrivo di questa volatona congiunta. Non mollare! Grandissimo il successo del numero 53 Stefano Moro della ciclistica trenigliese. Ma infatti Dani, spero che... Ci fermiamo qua, ci sentiamo subito dopo l'arrivo di questa volatona convulsa. Ale!